Zentere Fada è del 1875, ma sembra scritta oggi, tanto è circostanziata e veritiera. E infatti questa commedia che racconta gli scivoloni e le cadute di stile dei nuovi ricchi continua a conquistare il pubblico dei teatri, soprattutto se a portarla in scena è una compagnia ben rodata come La ribalta veneta di Carlo Vianello, l'attore e regista veneziano unanimemente considerato l'erede di Cesco Baseggio. Oltre ad eccellere nei grandi ruoli goldoniani, Vianello ha formato un buon numero di attori, un gruppo vario e affiatato, specializzato nei classici della commedia dialettale. E Zentere Fada è uno dei titoli più richiesti, soprattutto a Carnevale, visto che nelle mani della ribalta veneta il testo di Giacinto Gallina acquista quel guizzo che la pagina scritta non può avere. Zentere Fada è una delle più belle commedie in dialetto veneziano, da vedere e rivedere. L'occasione giusta è la data di domenica 8 febbraio, ore 16, in Sala San Marco a Trevignano Mestre. La compagnia Ribalta Veneta presenterà una versione di Zentere Fada piena di gag e situazioni comiche, 2 ore di risate per un carnevale scacciapensieri.